Onorevole Boschi, la vera vittoria per Italia Viva diciamo che è quella di essere riuscita a far digerire ai 5 Stelle gli interventi sugli invisibili, su cui si è tanto dibattuto e su cui abbiamo visto la Ministra delle Politiche Agricole Bellanova commuoversi. La rivediamo insieme e poi ne parliamo. Per me, per la mia storia, è un punto fondamentale. E mi riferisco all'articolo 110 bis, l'emersione dei rapporti di lavoro. Da oggi, per la scelta che ha fatto questo governo, gli invisibili saranno meno invisibili. Quelli che sono stati brutalmente sfruttati nelle campagne o anche nelle così false cooperative dove venivano date persone in prestito per lavorare nelle famiglie, per lavorare come badanti, come colf, non saranno invisibili perché potranno accedere a un permesso di soggiorno per lavoro e noi li aiuteremo ad essere persone che riconquistano la loro identità, la loro dignità, perché abbiamo fatto una scelta chiara. Allora, al di là dell'inserimento degli invisibili nel decreto, è un successo politico per Italia Viva che cambierà secondo lei gli equilibri all'interno della maggioranza, anche i pesi all'interno della maggioranza? Ma la maggioranza è quella che abbiamo visto al tavolo con Conte ieri sera insieme alla Ministra Bellanova. Io credo che sia un risultato importante non soltanto per Italia Viva, è un risultato importante di civiltà. La Ministra Bellanova ha detto giustamente che ha vinto lo Stato contro il caporalato, contro l'illegalità, contro la criminalità organizzata e abbiamo visto lacrime vere di una donna vera, coraggiosa, che aveva anche minacciato le dimissioni se non fosse passato. È una battaglia per lei che caratterizza tutta una vita, nasce bracciante, sindacalista, un impegno politico, poi a chi l'accusa dicendo di pensare soltanto agli stranieri, ricordo che con i nostri governi lei al governo ha seguito 80 crisi aziendali dove ha aiutato operai, imprese italiane, dall'Ilva di Taranto a tante altre realtà, è sicuramente un risultato importante. Italia Viva fa battaglie di libertà per i diritti. Io credo però che un risultato fondamentale che come Italia Viva abbiamo portato in questo decreto legge è la cancellazione dell'IRAP, sono 4 miliardi di euro in meno di tasse che pagheranno le imprese italiane. Quando eravamo al governo noi avevamo già cancellato dall'IRAP la componente del costo del lavoro, oggi cancelliamo per tantissime imprese quella tassa. Ecco, io credo che quello sia un risultato politico importante per le nostre aziende e per i nostri lavoratori, perché pagare meno tasse, avere meno burocrazia e tempi rapidi, su questo ovviamente dobbiamo lavorare tutti perché le misure arrivino a lavoratori e imprese, si gioca la credibilità del governo e la ripresa del nostro Paese. E proprio sulla regolarità